Mi ha lasciato tante emozioni, tante cose, perché da solo con la bicicletta una settimana è stato veramente emozionante. Il caldo, il freddo, la pioggia, le colline, salite inaspettate e poi la gente, le persone, ecco, questa è stata la cosa più bella. 870 km in 8 giorni in sella alla bicicletta attraverso le 7 province del Veneto, un tour per conoscere le bellezze più e meno note della regione, dal mare ai monti attraverso il delta del Po e fino al Garda, partenza e arrivo in Piazza dei Signori a Treviso per il viaggio di Gianluca Sacilotto, che ha deciso di sostituire così la Run for Children, corsa benefica per raccogliere fondi a favore del progetto Giocare in Corsia della Lilt, quest'anno annullata per il Covid, e la solidarietà per i volontari che operano con i bimbi della pediatria di Treviso e Conegliano anche in questa occasione si è fatta sentire. Avevo fissato come obiettivo di 2.000 euro, raggiungere i 2.000. Dopo i primi giorni ho visto che ci stavamo avvicinando e ho alzato l'obiettivo di arrivare a 3.000 euro. 3.000 l'abbiamo quasi superato, però si potrà continuare sia oggi che domani con le donazioni. Ecco dunque che un viaggio alla scoperta di luoghi e persone del Veneto è diventato per tanti l'occasione per sostenere Giocare in Corsia, il progetto che da 26 anni porta un sorriso ai piccoli pazienti delle pediatrie del Caffoncello e del Santa Maria dei Battuti.